Buonasera, vorrei presentarvi il mio coagulato Paolo Renzi, che presenterà con me la serata, anzi presenta lui, non sa c'è il microfono. Vorrei presentarvi anche, aspetta, lui è l'uomo della musica, un applauso. Sigla! Allora, caro Paolo, siamo pronti? Allora, prima di tutto chiamerei l'accompagnatore delle spose, Marzo Monsonni. Lui è bello, lui è bello, lui è bello. Anche lui ha un vestito d'epoca, sebbene non sembri. Anche lui è d'epoca, come noi del resto. Un vestito di 20 kg fa. La prima ragazza a sfilare è Jessica, con l'abito della signora Carmen Barcella del 1955. Ripetiamolo, vieni ancora una volta, vieni. Bravissima, un applauso a Jessica, si accomoda. La seconda ragazza a sfilare è Leonora, con l'abito della signora Anna Santini del 1960. Bellissima! Bella! Scusami, chi è l'abito? Della signora Anna Santini, sposata nel 1960. Sì. Potete vedere la foto originale all'entrata delle spose. Bravissima. Brava. Sì. Vicino Ruffi. Attenzione alla fotina, vai con la fotina. Avanti. Sfila Claudia con l'abito di Maria Colleoni, sposata nel 1964, che andrà mia mamma. Bene. Bella. Un attimo la fotina, fermali. Bravissima. Ok, ciao, grazie, altro giro, altra corsa. Voglio sentire l'applauso però, che queste ragazze hanno lavorato duro e sono qua tutto il giorno. Stupendi, siete stupendi.
La prossima a sfilare è Elisa con l'abito della nonna Gina Zana, sposata nel 1964. Sì. Attenta Elisa. Piano. La donna Elisa, Piano, non c'è fretta. Un attimo per la foto. Continua a giro di Elisa. La foto, come fa la foto? Non è Elisa lei? No, chi è? Bellissima. Ok. Bravissimo, un applauso, grazie. Ci siamo, chi è il prossimo? Bravissima Elisa. Lasciamo anche respirare l'accompagnatore che deve farsi avanti e indietro e è reduce da 3 settimane di ferie, poverino. È già sudato, si vede. Sudatissimo. La prossima a sfilare è Sara con l'abito della signora Antonietta Antoniol, sposata nel 1975. Con calma che non ci abbiamo fretta. Con calma, che qua. Ferma lì per le fotine. Guarda il papà, è qua il papà, guarda. Quello lì. Che abbassa gli occhi. Bravo. Elegantissimo l'abito. Sì. Bravissime. Bravo. Adesso a queste ragazze abbiamo pensato di sceglierne una e dare un premio simbolico. Molto simbolico. Molto simbolico. Niente di importante, non c'è nessuna gara, l'importante è far vedere questi bellissimi abiti che malgrado sono passati 50-60 anni suscitano ancora certe emozioni, non solo affettive. Niente, avremmo scelto Claudia Pesenti per scegliere il premio. Vieni Claudia, Prego. devi scegliere la busta numero 1, 2 o 3, quella che vuoi, dentro ci fa un premio, apri la busta. Apri pure. Oh, ti piace il Giappone? Ti piacerebbe andare in Giappone, di la verità. Ti accompagna il papà. Hai vinto un ballo con Aldito Sushi Avogramotto, primo ballerino del teatro Kagasawi di Tokyo, Giappone. Diamo il benvenuto. Arigato. Arigato. Ecco. Ha vinto Ma scusa, un ballo con lei. ma si vede che è giapponese comunque, allineamenti uguali. Arigato. Prego, la sua dama. No, per favore, che si faccia? Siamo pronti DJ? Prego. Via, vai con la musica. Non c'è più la vera bianca, con l'inverno c'è il gabbiano, e l'estate del mio amore, è un ricordo ormai lontano, al piano così, Ma che bravo questo giapponese. bruciava sotto il sole. È un giapponese emiliano, è emilianizzato, diciamo. Da Nagasaki. Dal teatro di Kagasawi, Tokyo. Oh, mare. Sì. Anche la musica tipica giapponese. Tipicissima.
Un applauso. I famosi Raul Casadaio tipico giapponese. Dov'è la signora Carmen Barcella? Stia signora Jessica, Stia. fotografo. Prego. Stia signora. Le facciamo una foto con il suo abito da modella. Aspetta. Che bella! Sì. Oh, su sulla passerella, su se vuoi salire! Diamo una mano lì! Brava! Occhio, Brave, bella la nonna. Attenzione, date la mano a scendere. Piano, con calma. Grazie mille, complimenti per l'abito signora. Basta fare il master, eccola fuori, Maliamo bene. Un applauso alla signora Marcella, grazie. Grazie. Camerella signora Anna Santini. Anna Santini o Santini Anna. Facciamo la foto con il suo abito signora. La fotina. Ma dov'è? Santini Anna, grazie. Il console, grazie l'Anna. Non arriva a fare la foto. Va bene con gli occhiali. Vada lei, ma che contento. Foto di ritmo, attenzione. Bravi, così mi piacete. Una domandina alla signora, si ricorda quanto ha pagato per questo vestito? io non mi ricordo. Tanto presumo, così bello. Grazie. Un applauso alla signora Santini. Ma dov'è Aldo ad accompagnarli? Aldo, accompagnale te tutti a suo posto. Chiamerei la signora Antonietta Antoniol. Attenzione al giapponese che lui circola. Prego. Sara, Sara, a fare le foto. eccola qua, foto di ritmo. Guardate l'uccellino. Grazie mille signora. Pensava l'avessi saltata la mia mamma. Con Leoni Maria, grazie. Con Leoni Maria in piccolo, grazie. No, di peso, Aldo potrà di peso. Peso. Di peso. Mi ha anche detto che non dovevo fargli nessuna domanda, se no non sarebbe venuta. E non Cioppa la mattina. promesso, siamo dei falsi. Siamo dei falsi. Claudia, vieni qua, vieni Ma qua. com'era il tempo quando ti sei sposata, mamma? Claudia, Sposa bagnata, sposa. vieni qua da Luca qua. Ma- Stai lì, guarda ma- qua e vai. Guarda, Non scusate neanche più via che ti ho faccio. La sposa proprio se. A posto? Grazie mille. Brava. Chiamerei Marzio a riaccompagnarmi. Aspetti un attimo. Ah, scusatemi. Sara è chiamata nuovamente a fare la foto anche con la mamma dell'Enea. Sì. Mamma dell'Enea, grazie. Dov'è? vado io Luca. Perché